Aperture festive domenicali nei centri commerciali, se ne è parlato in un vertice in regione con le parti, alla presenza anche di alcuni parlamentari. Barnaba Ungaro con Paolo Colombatti. Negozi ed ipermercati chiusi in 12 festività annuali, riducibili a 6 a livello territoriale. Il tavolo convocato dalla Regione con le parti sociali riparte da questa proposta di legge avanzata dal Movimento 5 Stelle, ferma da oltre 2 anni in Senato e sulla quale sono convogliate altre 2 iniziative parlamentari. Tutti hanno detto che bisogna andare avanti con la proposta di legge che è ferma in Senato, quindi io manderò una lettera a tutti i parlamentari per sensibilizzarli per mandare avanti questa proposta di legge. Contestualmente nella conferenza Stato-Regioni la Regione prenderà questa sintesi e la proporrà. La proposta è ferma dall'ottobre 2014 al Senato perché di fatto il Presidente della Commissione competente al Senato non la calendarizza, non vuole affrontarla. La proposta è anche, secondo noi, poco soddisfacente dal punto di vista del numero delle chiusure, ma pone un principio di tutela dei lavoratori, di tutela del piccolo commercio che è importante sancire. Non parla Federdistribuzione, fa solo notare che con la liberalizzazione sono aumentati fatturato e lavoratori. Confesercenti e sindacati, in attesa dell'iter parlamentare, auspicano sulle chiusure festive e domenicali un accordo territoriale. Lo vogliamo trovare ovviamente a livello veneto, della regione Veneto, con le dovute diversificazioni dei territori, ma dove ci sia un numero massimo di chiusure che vengono stabilite e che devono essere rispettate da parte di tutti, in particolare da parte della grande distribuzione. Potrebbe essere un segnale importante per tutta Italia se ci fosse, accanto a quello che fa il Parlamento, un accordo regionale che disciplina tra le parti il problema delle aperture domenicali e festive, anche perché riguarda la vita della regione, riguarda la vita delle persone, riguarda la vita di queste comunità.